il diritto d'asilo in Francia o piuttosto in Austria o in Germania, in qualunque paese europeo. Gli italiani Vi sentite lasciati soli dall'Europa? Sì, onestamente sì, e non è un atteggiamento degno di un continente dove c'è la culla della democrazia. Spero che l'Europa si svegli da questo torpore e avremo tempo per farlo, perché questo problema non finirà domani e neanche l'anno prossimo. È un problema e un dramma con cui ci confronteremo nei prossimi anni e l'Europa deve farsene carico. Gli italiani sono arrabbiati? Sono arrabbiato, sono addolorato, ma anche un sentimento di profonda rabbia e spero che questa coscienza da qualcuno si risvegli, vedendo il corpo di 950 persone, anzi non vedendolo perché ne ritroveremo soltanto qualcuno, e immaginando che sono dei bambini che sono morti in questa condizione. Questo non è accettabile. Secondo lei l'operazione Tritone non funziona? No, l'operazione Tritone fa quello che può, certo Mare Nostrum era molto più operativa, però vede, quando ci sono criminali che organizzano di mettere 1000 persone dentro un barcone di 20 metri, è chiaro che la prima cosa da fare è colpire chi organizza questa criminalità e poi migliorare evidentemente il soccorso. Però occorre che tutto questo venga discusso in un Consiglio europeo in cui i capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea non trattino la questione solo sotto la spinta delle emozioni di oggi, ma lo affrontino come una grande questione che deve essere affrontata a tutti i livelli da chi ha responsabilità di governo in Europa. Grazie.